4 da protagonisti. Amici di Sportisili, buon pomeriggio e buon antivigilia di Natale da Francesco Cambuca, bentrovati al palazzetto dello Sport Ciro Genova di Carini, dove si affrontano il Mistral Carini e il Soverato Futsal, ultima gara del 2023 per quanto riguarda il campionato di Serie B Girone H di Futsal Nazionale. Mistral Carini ha perso per strada una pedina, si tratta di Michele Palazzotto, mentre qui va via, gran giocata, Murò, la rosa, la suolata, la rosa, il paratone da parte dell'estremo difensore, occasionissima subito Mistral. Dunque la prima vera palla gol della partita ce l'ha il Mistral, attenzione allo Soverato che scappa dall'altra parte, Listro, grande, vince un rimpallo, non il secondo, poi prova a recuperarla, la rimessa sarà per il Mistral, già battuta Murò, sta fermo, Murò calcia, la respinta ancora di Panzanella col piede a dire di no. Il fischio, esce la barriera, poi Monterosso colpisce la traversa, Calabrese, palla alta, restano 3-2. Calabrese lancia, Giangrande al controllo, Giangrande destro, Panzanella in calcio d'angolo, Murò cerca e trova Giangrande, controllo non felicissimo, poi in qualche modo la tiene in campo, serve Murò al centro, Giangrande ancora con i piedi, poi raccomandazioni del primo arbitro alla barriera e poi il fischio, Murò colpisce in pieno Calabrese, poi pallone rimane lì, Monterosso fermato da Giangrande, vediamo se riparte Giangrande a grandi falcate, Giangrande quasi dimentica il pallone, poi calcia Giangrande, segna Giangrande, gol da fenomeno di Filippo Giangrande, passa a condurre il Mistral Carini. Giangrande mette fuori, ultimi 2 minuti, conclusione, ribattuta ancora e c'è il gol di Calabrese, il più lesto di tutti sulla respinta sul suo stesso tiro, e allora torna in parità la situazione. Loprieno batte lungo con i piedi, arriva Giangrande prima di lui, Giangrande, il tocco per Dopico, il tocco sotto, poi non riesce a segnare Jesus Dopico. Inizia il secondo tempo di Mistral Carini Soverato, qui subito conclusione deviata, arriva dalle parti di Le Coste, il colpo di tacco. Affaticato, fronte alla porta, cerca di liberarsi, calcia col destro, Loprieno. Punta proprio l'autore del gol che per il momento fissa il conteggio solo 1-1. Dopico, palla per Affaticato, voleva il pallone Dopico, alla fine si va da Murò, fuori, non di molto il suo tiro, Monterosso ancora. Il pressing del Mistral, Le Costa torna indietro, rischia, Giangrande, controllo e tiro, pallone fuori con deviazione, calcio d'angolo. Le Costa, controllo, Giangrande, la porta via, poi la perde Giangrande, attenzione perché è scoperto il Mistral, la palla per Calabrese, vantaggio Soverato, ma qui errore madornale in fase di uscita palla, va sotto il Mistral. Listro va da Giangrande, palla per Affaticato, che passa, Affaticato calcia, palla fuori, ci ha riprovato Stefano Affaticato. In avanti Calabrese, cerca Donato contro Giangrande, fermato, si gioca Murò, conclusione fuori da parte dell'8. Allora dal fondo Loprieno che va fiondato, volè di De Masi, grande soluzione, palla fuori. Giangrande prova a passare per le centrali, Giangrande, il tocco, Gianbanco! E il gol del pareggio, lo firma Gianbanco, grande uscita, palla al piede, direttamente dal milione al fondo per il Mistral che la rimette sul 2-2. Prova a farla passare, intercetta Monterosso che cerca di liberarsi, forse cinturato, si gioca e allora corre dall'altra parte Murò, l'uscita, poi Dopico
anticipato dal portiere che poi va dall'altra parte. Monterosso, palla fuori. De Masi, grande intervento, palla già all'altra parte, intercetta Giangrande, errori da una parte, errori all'altra, 3 contro 1 Mistral, Giangrande, Gianbanco, la parata e poi il salvataggio di Calabrese, incredibile, palla del 3-2 su Muro. Adesso il livello è salito quando ci avviciniamo all'ultimo spicchio di gara. Giangrande la fa scendere, Loprieno. Listro vuole lanciare subito Gianbanco, opta per più miti consigli, va da Muro. Gianbanco si gira, calcia! Palla fuori di nulla, è rimasto fermo Loprieno. Alza un po' il pressing, adesso il Carini recupera, Muro! Il palo! Aveva beffato gli avversari, fa attenzione a De Masi, all'altra parte le costa! Il gol del Soverato, è successo di tutto in 5 secondi dal palo di Muro al gol di Le Costa, nuovo vantaggio Soverato. E occhio perché riparte in 2 contro 2 il Soverato, Le Costa si libera, Le Costa ancora, palla dentro, l'uscita di Listro, dall'altra parte 3 contro 2, Giangrande, Gianbanco, palo, ancora con la palla lunga, scavalcato Giangrande, De Masi, la respinta, poi ancora il tentativo, e il gol del 4-2, il gol di Pestac, cinico, spietato, il Soverato che fa 4-2. Muro calcia, poi dall'altra parte conclusione, traversa di Calabrese ad un passo addirittura dal 5-2. Palla ce l'ha ancora il Mistral, Pico ancora, perde palla qui malamente il Mistral, De Masi 5-2, De Masi sfrutta la porta vuota e adesso l'allungo rischia di essere decisivo, 5-2. Il pallone poi intercetta e recupera ancora il Soverato, poi Gianbanco se la riprende, calcia fuori, Listro fionda, poi giocata di Monterosso che va via, Monterosso, Listro, ultimi secondi, palla congelata dal Soverato che vince contro il Mistral Carini, finisce 5-2 al Palazzetto Ciro Genova. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di coach Salvorizzo che non debutta bene.